È partita la campagna elettorale per il nuovo amministrativo di Este del 15 e 16 maggio 2011. È una prova importante per la politica locale. Noi abbiamo cercato di conoscere le idee della gente per ciò che riguarda l'importanza delle informazioni che vengono date dai vari candidati sindaci di Este su quelle che sono le future aspettative e i programmi elettorali. Abbiamo cercato di sapere dalla gente se è più importante un comizio elettorale dove il candidato sindaco esprime davanti a un pubblico il suo programma e lo fa conoscere nei dettagli, oppure è più importante un gazebo dove ci sono i gadget che il candidato sindaco elargisce alle persone che passano davanti a lui. I banchetti con i gadget attirano sicuramente comunque la gente, soprattutto che è in passeggio, però qualche comizio, qualche manifestazione chiarirebbe molto le idee su quello che le persone vogliono fare, sui politici cosa vogliono fare. Io penso entrambi, anche perché è importantissimo capire e riuscire a comprendere la linea di pensiero di queste persone che si propongono, anche perché si possa esprimere un giudizio obiettivo e qualificato, quindi penso entrambi proprio. Secondo me sarebbero importanti un po' tutti e due, perché comunque con i banchetti si dà il modo anche alla gente che cammina in piazza di poter rimanere sempre informato, però magari i comizi servirebbero per sapere anche cosa vogliono fare i candidati per migliorare comunque la cittadina, cosa che invece solo con i banchetti noi non sappiamo comunque cosa cambierebbe se noi votassimo uno piuttosto che l'altro. È più importante un comizio elettorale da parte dei candidati sindaci di Este oppure i banchetti con i gadget che hanno allestito sotto i portici di Piazza Maggiore? Indubbiamente il dibattito assolutamente, perché lì c'è anche un programma e quindi una persona spiega che cosa propone al cittadino che dopo va a votare. Quindi per lei i gadget sono solamente specchietti per le allodole? Sì, sono cose che non dicono niente. Le persone devono esprimere invece quello che è il concetto che dopo verrà attuato.